Inchiesta sull''ndrangheta in Veneto, presa il via dall'aggressione subita da 2 trevigiani nel 2013, l'indagine che ha portato in queste ore decine di arresti. Sfacciavano i ragazzini, banda di richiedenti asilo sgominata dalla polizia a Pordenone, il principale canale di rifornimento degli stupefacenti era Mestre. Tragico schianto nel Padovano nella notte, auto contro furgone, muore un 34enne, padre di famiglia, ferito il conducente dell'altro veicolo. Fiamme in un appartamento di Padova, anziana intrappolata tra le fiamme, salvata dai vigili del fuoco in extremis. Non solo autonomia Olimpiadi e Vaionte, ieri a Belluno il capo dello Stato ha parlato anche dell'emergenza climatica legata agli eventi catastrofici, da sprovveduti ha detto appellarsi sempre all'eccezionalità del caso, serve programmazione. Caro ladro, io mi difendo, inizia così la lettera scritta ai fedeli dal parroco di Albignasio che non condanna chi imbraccia le armi e si difende. Mentre prosegue la corsa solidale per il piccolo Gio, ieri sera la famiglia del bimbo di Piazzola sul Brenta, ospite di 20 e 10. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano torniamo a parlare dell'inchiesta sull''ndrangheta in Veneto, il maxi blitz di ieri, la Guardia di Finanza, la Procura di Venezia e i Carabinieri di Padova, una maxi inchiesta che prese il via dall'aggressione subita da 2 trevigiani nel 2013. Così iniziò con un pestaggio e delle minacce molto pesanti. 6 anni di indagini partite dalla denuncia di 2 trevigiani, vittime nell'aprile del 2013 di un'aggressione, Maria Giovanna Saltolini e Stefano Venturina, all'epoca presidente e direttore generale della GS Scaffalature di Galliera Veneta. Prese il via da lì l'inchiesta sull''ndrangheta calabrese che ha portato in queste ore al maxi blitz di Guardia di Finanza e Carabinieri con 33 arresti e sequestri di beni per 20 milioni di euro. Pochi giorni dopo il pestaggio, quelli individuati come i soggetti, fomentatori di una condotta mafiosa, organizzarono una conferenza stampa per difendersi dalle accuse. Nessun metodo da criminalità organizzata, dissero, per impossessarsi dell'azienda. C'è stata una semplice lite tra i soci, poi terminata in pochi minuti. Michele Bolognino, il fratello Sergio, la figlia Noemi sono oggi considerati i vertici della cosca che si muoveva nel territorio con estorsioni, intimidazioni, minacce, addirittura pestaggi e sequestri. Avvicinavano imprenditori in difficoltà con la promessa di un aiuto, piccoli passaggi, cessioni di quote, la malavita che si introduce piano piano in un tessuto reso fragile dalla crisi economica, fino a mostrare il suo vero volto. Cessioni che avvengono su minaccia, con frasi come dal notaio ti ci porto o coricato o in piedi. Parole e fatti, minacce, schiaffi, fino a far cedere la controparte. Poi l'aggressione del 2 aprile 2013, quando alla GS Scaffalature intervengono i carabinieri per una lite. Uccido te e stermino tutta la tua famiglia, racconta di essersi sentito dire Venturin da Bolognino. Il caso arriva in Parlamento, lo spettro delle infiltrazioni spinge i Bolognino a cercare di sfilarsi, parlando addirittura di discriminazioni e di episodio che mina il futuro dell'azienda. La fabbrica in questo momento, secondo me, siamo arrivati ad un punto dove anche se c'era la possibilità prima di poter fare adesso qualcosa, adesso sarà sicuramente peggio, perché le banche o chi credeva o i clienti stessi che qua hanno le commesse sicuramente si tireranno indietro. Ma la lista delle intimidazioni e delle estorsioni è lunga, dal titolare di un autonoleggio padovano minacciato di venir squagliato nell'acido, all'artigiano trevigiano che doveva fornire loro i mobili per la casa di Tezze sul Brenta, all'imprenditrice padovana sequestrata per 2 ore in azienda per costringerla a cedere il 50% delle quote, così come è vasta l'attività di riciclaggio del denaro dell''ndrangheta attraverso le aziende del posto, le frodi al fisco che hanno portato ai sequestri milionari. Lo ha ribadito ieri il procuratore di Venezia Cherchi, ripetendo le frasi che aveva già detto dopo l'inchiesta della Camorra. Non si tratta più di infiltrazioni soltanto, ma di presenza radicata della malavita nel nostro territorio. Questa è la terza attività di indagine grossa che viene fatta nel Veneto nell'ultimo periodo, che coinvolge ormai 3 province, quindi non possiamo più solo parlare di mere infiltrazioni, anche perché queste attività di indagine, che sono durate un po' di tempo, hanno dimostrato una stabilità organizzativa e di struttura che fa pensare ad una presenza costante.
Una presenza costante dunque in Veneto da un lato, ma controllabile dall'altro, sostiene il procuratore, grazie al solido tessuto sociale. Non dobbiamo pensare a una struttura uniforme e unitaria, ma dobbiamo invece pensare a della criminalità organizzata che usa dei sistemi di carattere che sono quelli previsti poi dalla legge nei vari territori e quindi con le particolarità del territorio. Questa operazione arriva a poca distanza da quella con Guardia di Finanza e Polizia che ha visto l'arresto dell'ormai ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre. La Guardia di Finanza sta lavorando in maniera molto intensa per cercare di tutelare il territorio economico della regione Veneto, che è un territorio assolutamente florido, pieno di iniziative, di imprese del tutto oneste e coerenti, insomma, che pagano le tasse, che devono essere protette da tutte le forme di criminalità, non solo quella organizzata come quella dell'operazione di oggi, ma in genere da tutti coloro che utilizzano magari capitali di illecita provenienza per poter fare una forma di concorrenza sleale sul territorio. Intanto nelle ultime ore, lo leggiamo dal sito del Corriere del Veneto, un'operazione antiriciclaggio a Verona con 12 ordinanze di custodia cautelare. Il blitz è scattato all'alba e ha visto impegnati circa 100 carabinieri del comando provinciale di Verona, una mega inchiesta coordinata dalla Procura Scaligera contro il riciclaggio e l'antiriciclaggio, che ha portato all'emissione di 12 ordinanze di custodia cautelare, delle quali 2 in carcere. Gli altri 10 indagati sono invece ristretti agli arresti domiciliari. Le operazioni hanno interessato soggetti residenti nelle province di Verona, Brescia e Bergamo, con 17 operazioni e sequestri di somme di denaro. Adesso invece a Pordenone e a Mestre. Perché? Perché un'operazione della polizia di Pordenone riesce a sgominare in queste ore una banda di richiedenti asilo dediti allo spaccio di droga a giovanissimi. Il principale canale di rifornimento era proprio Mestre, ce lo racconta il nostro Filippo Fois al telefono. Filippo. Sì, buongiorno. Dunque si è svolta dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato di Pordenone, che ha eseguito diversi arresti e perquisizioni nel mirino i presunti componenti, tutti giovani richiedenti asilo, di un gruppo criminale che è accusato di essere dedito allo spaccio di eroina, cocaina ed hashish nel centro di Pordenone e nei pressi dei parchi cittadini della città friulana. Gli indagati, alcuni con precedenti, sono tutti disoccupati e, secondo le indagini che sono state condotte dalle forze dell'ordine, avevano 2 canali di rifornimento di eroina e cocaina. Uno si trovava a Mestre, l'altro invece a Milano. Secondo quanto è stato accertato dagli investigatori, il giro d'affari dai proventi dello spaccio si aggirava sulle decine di migliaia di euro. Alcuni dei clienti erano anche giovanissimi. Il bilancio è di 3 provvedimenti restrittivi in carcere nei confronti di 2 cittadini pakistani e di un bengalese. Altri 2 provvedimenti cautelari riguardano un nigeriano ed una ragazza italiana. Le indagini sono state coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e svolte dalla squadra mobile della Questura di Pordenone. Con questo per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Adesso una tragedia vede vittima una donna di 34 anni, Francesca Schirinzi di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, ma residente da qualche anno da None Veneto, in provincia di Venezia, che è morta purtroppo dopo aver dato la luce, qualche ora dopo aver dato la luce il suo secondo figlio. Il bimbo sta bene, ma la mamma pare abbia accusato un malore, forse dovuto a un arresto cardiaco dovuto alla pressione alta. La donna si era trasferita appunto in Veneto 5 anni fa, la tragedia avvenuta a Oderzo. Adesso tutte le indagini ovviamente del caso in corso per capire le cause di questa tragedia che vede una giovane mamma perdere la vita, una giovane mamma che perde la vita, un giovane papà che perde la vita, questa volta nel Padovano, e si tratta di un ennesimo incidente. Schianto mortale ancora una volta lungo la strada dei pescatori a Codevigo, a perdere la vita un 34enne di origini moldave residente proprio a Codevigo. L'uomo era alla guida della sua Audi quando, attorno alle 19:30, si è scontrato con un furgone all'altezza del bivio con via Tito Livio. Alla guida dell'autocarro un 44enne di Piove di Sacco. Nell'incidente ad avere la peggio è stato il moldavo, residente da 10 anni in Italia, che è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Piove di Sacco in gravissime condizioni, ma circa 2 ore dopo è spirato.
La dinamica in corso di accertamento da parte dei carabinieri, giunti sul posto con i vigili del fuoco per i rilievi. La vittima abitava nella frazione di Cambroso e faceva il falegname in un'azienda del Veneziano. Al momento del tremendo impatto si stava dirigendo verso Piove di Sacco per prendere il figlioletto di 13 anni che aveva terminato da poco gli allenamenti con la squadra di calcio. Adesso la paura a Padova per le fiamme che hanno aggredito un appartamento dove si trovava un'anziana viva per miracolo. Salvata dal rogo del suo appartamento. La notte tra martedì e mercoledì, verso le 2:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Goito a Padova per l'incendio al mezzanino di una palazzina. Salvata un'anziana rimasta bloccata all'interno. La squadra, arrivata dalla centrale di Padova, ha forzato una persiana entrando all'interno dell'appartamento e con una termocamera ha individuato la donna che si trovava per terra. La signora è stata soccorsa e portata all'esterno dai pompieri, subito presa in cura dal personale del 118 per essere portata in ospedale. I vigili hanno spento l'incendio evitando la propagazione delle fiamme all'interno dell'appartamento. Le cause sono ancora al vaglio dei tecnici. Torniamo adesso a parlare della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella ieri nel Bellunese, ve l'abbiamo raccontata in una lunga edizione straordinaria e poi con i servizi di ieri sera. Tra i tanti temi trattati dal Capo dello Stato, ovviamente trattandosi della montagna, al teatro comunale cittadino, anche il tema della crisi climatica globale e degli eventi catastrofici. L'inno di Mameli cantato dai bambini e poi il video della devastante tempesta che ha colpito il Veneto, la montagna bellunese, in particolare la notte dello scorso 29 ottobre, scandiscono l'inizio della cerimonia al Teatro Comunale di Belluno, un momento di riflessione con il Capo dello Stato di quanto distruttivi possano essere gli effetti dei cambiamenti climatici, anche questi, come 55 anni fa per la tragedia del Vajont, riconducibili alla responsabilità umana, ed è un messaggio forte quello del Presidente Mattarella. Limitarsi a evocare la straordinarietà di fatti che si affacciano con prepotenza per giustificare noncuranza verso una visione e progetti di più lungo periodo è un esercizio incauto da sprovveduti. Ed è proprio dedicata alle misure e alle iniziative da prendere per contrastare i cambiamenti climatici che il Presidente della Repubblica dedica buona parte del suo intervento davanti ad una platea che ha visto parlamentari veneti, giunta e consiglio regionale e tanti sindaci da tutta la regione. Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale. Ed il Capo dello Stato non ha mancato di ringraziare, rimarcandolo più volte, il grande lavoro dei soccorritori, una folta rappresentanza presente in teatro. E io ringrazio tutti con molto calore per quanto hanno fatto in quegli giorni. Parole accolte con entusiasmo dai primi cittadini. L'impegno anche a continuare invece in un solco diverso da quello dello sfruttamento del territorio di una volta, e lo sfruttamento irresponsabile, credo che sia stato assolutamente importante. E altrettanto importante è stata la vicinanza del Capo dello Stato a tutti noi sindaci e a tutti i volontari che hanno lavorato in questo periodo. Credo che la vicinanza dello Stato sia essenziale, pertanto un abbraccio al Presidente che è stato anche bravissimo col suo modo di fare molto moderato, ha messo però le parole giuste al posto giusto. La cerimonia si è conclusa con l'allegria contagiosa dei ragazzi di Belluno Alza la Voce e la loro canzone scritta per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dall'alluvione. Adesso il dibattito sulla legittima difesa, c'è un parroco ad Albignasico che ha deciso di non porgere l'altra guancia. Anche di essere cristiani, forse è meglio anche rendersi conto che siamo umani e anche cittadini, e quindi abbiamo a che fare anche con la nostra fragilità che ci porta comunque ad avere anche istintivamente certe reazioni di fronte anche a casi di pericolo o di paura concreta.
Non sono in linea con il porgi l'altra guancia o ama il tuo nemico, ma credo invece che la pazienza abbia un limite. Scrive così nel bollettino settimanale ai suoi fedeli Don Marino Ruggero, parroco della chiesa di San Lorenzo dal Bignasego. Il tema è quello della legittima difesa. Il sacerdote commenta quanto accaduto ad un prete di Perugia che dopo l'ennesimo furto ha annunciato di voler imbracciare la carabina qualora i ladri si ripresentassero in canonica. Io credo che non stare lì impassibili e dire ma sì dai pazienza lo perdonerò non sia così automatico e facile per nessuno, neanche meno per un prete. Insomma, caro ladro, se entri in casa mia io mi difendo, scrive nel suo editoriale che firma il Marin Cherugge. Il parroco si dice favorevole alla nuova legge sulla legittima difesa. E noi riteniamo anche come preti tante volte che i più deboli siano quelli che vanno a rubare perché ne hanno bisogno, e tante volte invece ci rendiamo conto che chi ha da avere più bisogno è proprio chi ha il diritto di essere prima di tutto difeso, e se uno non è difeso a un certo punto deve anche arrangiarsi a difendersi in qualche modo. In parrocchia e fuori dalla canonica telecamere di sorveglianza e allarme, in zona circolano spacciatori. Don Marino però non ha armi, ci confessa. Ora non ho nessuna arma, io so di preti che ce ne hanno, quindi li hanno nel comune, non li so, li conosco, quindi alla fine mai sono anche quelli che predicano del perdono facilmente, dopo alla fine ecco la coerenza dove va. Ma comunque vabbè, io non ho nessuna arma, però ripeto, in ogni caso mi difendo. Con quello che avrò, che quello che ho, ma so anche difendermi, insomma. A un certo punto, quando vedo che anche qualcuno viene qui per chiedere la carità, ma lo chiede in maniera violenta e anche minacciandomi in certi modi, anche perché la vuole, la esige, se non con le buone ma anche con le cattive maniere, io gli dico chiaro tondo, sta bene attento, insomma, perché comunque sì, anch'io potrei reagire, insomma. Troppo buonismo, dice il parroco, non aiuta. Dobbiamo essere in linea, in sintonia col Vangelo che ci predica certi valori e ci predica il perdono, la misericordia, l'accoglienza verso tutti, eccetera, eccetera. Però, ripeto, dobbiamo anche renderci conto, anche noi come preti, che dopo non riusciamo a gestire quello che noi predichiamo, perché la realtà di oggi, specialmente in questi tempi, ci porta a non più avere il sufficiente controllo di quello che tante volte vogliamo mettere in pratica. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio, la prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo da Venezia. Quanti sono gli abitanti del centro storico di Venezia? Pensavamo di saperlo, ma c'è uno studio inedito che rimescola un po' le carte sul tavolo. Questa è una grande città, è una capitale del mondo, non deve essere scambiata per un paesetto da 50.000 abitanti come la vulgata mondiale cerca di far passare. I residenti a Venezia non sono i 53.000 scarsi censiti ufficialmente. Secondo il consigliere comunale Paolo Pellegrini sono almeno il doppio. Prima di tutto perché bisogna contare anche tutte le isole e non solo la città in senso stretto. Poi perché l'anagrafe non conta tutti coloro che a Venezia studiano, lavorano o vivono più o meno stabilmente pur mantenendo la residenza fuori comune. Ma come calcolarli? Secondo me il sistema abbastanza elementare è valutare il consumo dell'acqua nelle abitazioni per usi civili personali. In base a questi due dati e al consumo che la letteratura stima di consumo individuale di acqua, il numero di abitanti che individuiamo supera i 100.000. Da questo primo dato, che oscilla tra i 102.000 e i 109.000 abitanti, bisogna sottrarre i turisti che alloggiano in strutture complementari registrate come utenza domestica o seconda casa. Secondo l'annuario del turismo 2018, 7.883 persone al giorno. Ne si sono voluti contare i circa 30.000 pendolari che arrivano quotidianamente a Venezia. Il risultato finale è tra i quasi 94.000 e i 101.000 abitanti. Non un dato scientifico, ma comunque, secondo Pellegrini, indicativo di una realtà diversa da quella conosciuta. Abbiamo un odioso cartello del farmacista, che è una delle immagini più trasmesse dalle televisioni di tutto il mondo, che ritengono nella loro ingenuità che Venezia abbia 50.000 abitanti. Venezia ha 50.000 abitanti nell'isola stricto sensu per quello che riguarda l'iscrizione all'anagrafe, ma non per quello che riguarda chi di questa città si gode e vive. Ora parliamo di sanità e parliamo di HIV, di AIDS, il punto della situazione in Veneto ieri a Vicenza.
È giusto parlare di infezione di HIV/AIDS perché molto spesso al di fuori del 1° dicembre, che è il giornata mondiale dell'AIDS, poi tendiamo a dimenticarci di questo, che invece è un problema estremamente rilevante. Gli specialisti radunati a Vicenza per fare il punto della diffusione dell'AIDS e sull'efficacia delle ultime cure a disposizione hanno comunicato dati molto confortanti. Si è constatato una decisa riduzione delle nuove infezioni di HIV, sia in Italia che in Veneto, dove la media si è stabilizzata a circa 250 nuovi casi all'anno, legati prevalentemente alla diffusione per via sessuale. Il Veneto è una regione in cui abbiamo un tasso di incidenza di nuovi casi di 5,7 per 100.000 abitanti, che è più bassa rispetto alla media nazionale, quindi tutto sommato siamo messi discretamente bene. Le attuali terapie garantiscono la sopravvivenza dei malati, a patto però di scoprire precocemente l'infezione. Va fatto dunque ancora molto per la formazione e l'educazione nelle fasce di popolazione a maggior rischio, a cui viene rivolto un appello. Ai giovani li invito tutti a farsi il test HIV. È un test facile, semplice, che si può fare gratuitamente presso i centri di malattie infettive, ma se uno non vuole venire al centro di malattie infettive può andare in farmacia e comprarsi il test, farselo autonomamente. L'importante è che poi, se positivo, venga da noi per farsi curare. È una corsa che continua inarrestabile, deve continuare quella solidale per il piccolo Joe, è supportata da tutto il gruppo Media Nord-Est, risultati importanti, siamo arrivati a circa metà dei 400.000 euro che servono per quella operazione molto costosa in Florida per dare un futuro sereno al piccolo Joe. Intanto la famiglia del piccolo Joe è venuta a trovarci ieri sera a 20:10, un piccolo estratto della puntata di ieri. È un bambino tosto, è un bambino con una forza incredibile, è lui che dà la forza a noi. Dovrebbe essere il contrario, invece a volte magari mi vede triste, mi vede anche fare qualche lacrima e lui arriva con tutto il rotolo di carta igienica, no. Tieni mamma. È un campione in tutti i sensi. Si può dire che siamo al giro di boa e speriamo di arrivare al traguardo proprio il prima possibile per farcela e realizzare questo sogno di Giovanni, che è anche il nostro, quello di vedere Giovanni pienamente felice e poter correre come tutti i bambini. È un'operazione non comune? No, ovviamente. Non è comune assolutamente, perché la fanno solo in Florida, la fa solo questo dottor Paley, che ha una clinica a West Palm Beach. E questo dottore lo sto seguendo i suoi interventi da quando aspettavo Giovanni, perché che sapevi? Sapevo in 12 settimane che aveva un problema alla gamba, non ancora quantificato, però si sapeva, per cui ho cominciato a documentarmi su tutte le possibili malformazioni che avrebbe potuto avere alla gamba, finché appunto quando è nato si è capito che cosa mancava realmente. Infatti gli manca la tibia. La tibia? Sì, appunto io ho seguito questo dottore attraverso i suoi interventi e ho visto miracoli, perché io ho visto un bambino in particolare che si chiama Bartek, e è stato questo bambino a darmi la forza di portare avanti la gravidanza, la forza di credere che mio figlio un giorno avrà quello che ha questo bambino, e questo bambino è meno fortunato di Giovanni perché questo problema ce l'ha su entrambe le gambe. Ah, certo. E fresca di una settimana fa ha postato un video su Facebook dove lui cammina con la sua sorellina, piega entrambe le gambe, e praticamente si può dire, per il mio punto di vista, è perfetto. Bisogna proprio dire che si è mosso il mondo intero, in poche parole, perché è tanta solidarietà e tante persone che sinceramente non si pensava nemmeno che ci dessero una mano così, però alla fine si è visto il risultato e ancora speriamo che ci aiutino ancora. Allora il traguardo è fissato a 400.000 euro, continuate, siamo a metà del percorso, a metà di questa corsa solidale. Sul sito delle nostre emittenti, quindi Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4, trovate tutti i riferimenti del codice IBAN per dare il vostro contributo. Adesso a Bassano che possiede una delle più importanti collezioni al mondo di incisioni di Albrecht Dürer. Ad aprile verranno messe in mostra per la prima volta nella loro interezza, un evento di portata mondiale per chi ama la storia del Rinascimento.
Ogni storia che si rispetti parte da fare uscire un tesoro da un cassetto, come la serie di cassetti che preserva a Bassano una delle più complete collezioni di incisioni di Albrecht Dürer. Ora è il momento di tirarle fuori, anzi sono già fuori e quasi pronte per essere messe in mostra del 20 aprile a Palazzo Sturm, gioiello architettonico affacciato sul Brenta. Per ora eccole in anteprima, trattate con la stessa cura che avrebbero utilizzato i collezionisti originali, ossia i grandi stampatori bassanesi remondini. Palazzo Sturm, ora totalmente restaurato, è pronto con i suoi stucchi, i suoi affreschi settecenteschi, i suoi specchi ad ospitare 5 mesi di mostra in teche tecnologiche per limitare al massimo i danni della luce, perché la carta la teme e non può assorbirne troppa. E in fondo lo scrigno di Palazzo Sturm sarà poi per tutti i visitatori impreziosito dal grande King Kong Rhino, che altro non è e che è un grande simbolo dello stesso Dürer. È un rimando al grande insegnamento di Dürer, perché tutte le opere d'arte che prevedono al loro interno un rinoceronte, da quando Dürer ha realizzato la sua incisione, sono state poi in un certo senso riconoscenti all'opera di Dürer, e questa anche di Li Zhenxi lo dimostra. Il povero soggetto ripreso da Dürer, il rinoceronte, finì poi in fondo al Mar Ligure in un naufragio, ma le altre 260 incisioni del grande tedesco lasciarono segni indelebili, non solo con la punta nella matrice, ma nella storia dell'arte. Un'incisione, la sua, che ha insegnato molto alla storia dell'arte, ha insegnato molto ai pittori che l'hanno succeduto, non solo ai pittori, anche agli scultori, come dimostrano alcune opere in particolare. Per cui è una mostra che in un certo senso racconterà quanto sono importanti le collezioni permanenti di Bassano del Grappa attraverso un grande nome che è quello di Dürer. Camminando da aprile tra i corridoi del Palazzo Sturm, le 1000 attenzioni grafiche dell'artista di Norimberga si sveleranno nella serie infinita di segni che, visti tutti assieme, daranno il senso di un corpus di idee, simboli e temi che non hanno pari nell'arte d'Occidente. Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo con ore 13, è passata una settimana dal via libera al reddito di cittadinanza, allora faremo il punto della situazione con gli amici della CGIL, oggi è mercoledì, quindi la CGIL risponde alle vostre domande, reddito di cittadinanza e pensioni, lo faremo con Monica Giomo, Graziano Basso e Giuliana Maffei del CAF CGIL. Questa sera invece alle 20:10 c'è 20:10 e con Stefano Pelloni del Partito Democratico e Marina Aliprandi di Fratelli d'Italia parleremo di autonomia e di legittima difesa. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione regalerà alle nostre regioni ancora una giornata soleggiata ma con qualche occasionale disturbo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile, tanto sole ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio non si esclude qualche piovasco sui monti del Bellunese. Temperature minime tra -2 e 5 gradi, massime in lieve calo, comprese invece tra 9 e 12 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Prevale il sole anche sulla nostra regione, tuttavia entro sera sarà possibile qualche precipitazione a carattere sparso sul Goriziano e sul Triestino, ma in genere di debole intensità. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sulla nostra regione sarà soleggiato, il cielo si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, valori massimi invece intorno ai 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.